Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG, ancora ondate di maltempo, un'allerta arancione, il presidente Zaia che ha proclamato lo stato di calamità, ma soprattutto i danni provocati da bombe d'acqua, soprattutto nella provincia di Rovigo, nel Veneziano, nel Trevigiano, a Badia Polesine molti danni e in tutto l'Alto Polesine. Andiamo subito da Marta Zatta in diretta con Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te. Sì, buongiorno, ci troviamo a Badia Polesine, una delle zone più colpite dal maltempo, assieme a Porto Tolle, Trecenta. Una bomba d'acqua ha colpito i vari comuni questa notte, allagando abitazioni, strade. Il sindaco, ad esempio, di Badia Polesine ha fatto schiudere le scuole all'asilo, la scuola primaria, perché impraticabili. Ora, in questo momento ci troviamo in via Cappuccina, una delle strade più colpite di via Cappuccina, una delle strade più colpite di Badia Polesine. Allagamenti su tutta la strada e tutte le abitazioni, soprattutto gli scantinati. In questo momento siamo a casa della signora Sonia, una casa allagata. Sì, guardi, io ieri sera sono tornata a casa a 8:45 da lavorare e mi sono trovata la casa allagata. Ho cominciato dalla piazza a venire a casa in bicicletta, ho aperto il cancello con il telecomando, si è aperto automaticamente e ho fatto scattare l'allarme e basta. Tutta stanotte ho dormito con il cancello aperto, senza allarme e al buio. Sono senza corrente da ieri, sono senza corrente e ho tutta la casa allagata, oltre fino al ginocchio, la casa allagata. E ieri sera il mio compagno Salituro Armando mi ha lasciato qua, è andato a fare il viaggio perché non poteva stare a casa, e sono entrata a mezzanotte in casa, hanno aperto la porta, sono entrata e acqua per tutto. Ho trovato l'acqua anche fino sotto il letto, in camera da letto, di sopra il secondo piano. E niente, ancora sono qua con l'acqua in casa e adesso ho scatinato che ho 10 metri di acqua col freezer, tutto rovesciati, il freezer del mangiare. E qui lo scantinato. Sì, qui c'è scantinato. Facciamo vedere lo scantinato completamente allagato. Non c'è corrente, niente, non c'è corrente, proprio sono senza corrente, non riesco a caricare il telefono, sono senza mangiare, non ho niente, sono a digiuno, ecco. Neanche stanotte ho mai dormito, mi ha chiamato i vigili del fuoco: signora, appena che abbiamo una squadra libera la mandiamo. Non si è mai fatto vedere nessuno. Questa mattina alle 3 mi hanno chiamato dicendo così, non si è mai visto nessuno. Stamattina alle 6 li ho chiamati, mi hanno detto: signora, non è Dio in terra lei, e quando che possiamo arriviamo. Non si è mai fatto vedere nessuno. Sono qua da stanotte da sola e che butto fuori acqua in continuazione e ho scatinato pieno di acqua 2 freezer rovesciati con 10 metri di acqua sotterraneo. È la prima volta che vive una situazione? Sì, è la prima volta. L'altra volta è entrata l'acqua da dietro, però non una roba così. Il mio compagno Salituro Armando con la pompa ha tirato su, ma c'è stato 2 centimetri di acqua, non tanto, ma una roba così. Ho una cucina da 16.000 euro e tutti i mobili, il divano che mi costa un patrimonio. Sono tutta allagata, non so dove sbattere la testa. Sì, una situazione veramente tragica, ma questa non è l'unica casa allagata. Infatti se continuiamo la via, diverse abitazioni sono completamente allagate, scantinati allagati, signori che cercano di tirare fuori acqua e fango con tutte le forze, aiutati dalla protezione civile che in questo momento sta cercando di liberare i fossi che ovviamente sono stracolmi d'acqua. La situazione è veramente grave, ma al momento stanno cercando insomma di aiutare il più possibile queste persone che sono sott'acqua, senza corrente, senza cibo, senza luce. A te la linea. Grazie molte a Marta Zatta e a Sandro Ponchio da Badia Polesine. Poi ci collegheremo anche con le altre province colpite, con i nostri inviati, i nostri tecnici. Tanto vediamo immagini da Padova, sono immagini dei vigili del fuoco. Vedete? Sono scantinati e sono garage che sono rimasti completamente allagati. È successo in molte zone della città e qua ci sono le idrovore dei vigili del fuoco che cercano di riportare alla normalità la situazione, ma in alcuni
quartieri è apparsa subito molto seria. Gravi danni ovviamente non soltanto nelle abitazioni, come abbiamo visto a Badia Polesine, ma anche in seminterrati, scantinati, garage e box. Questa è la situazione a Padova. Dovremmo avere adesso collegata da Noale, l'altra provincia del Veneziano è stata colpita da questa ondata di maltempo e ancora allerta arancione. Andiamo a Noale da Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta, anche qui strade e garage allagati. A te Ilaria. Sì, eccoci qui direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in particolare nella frazione di Cappelletta di Noale, che è una di quelle che è stata maggiormente colpita. Vi faccio vedere, ci sono ancora alcuni, vedete questi canali allagati ancora. Ora la situazione fortunatamente è tornata alla normalità, ma qui insieme a noi c'è proprio il sindaco di Noale, Stefano Sorino, per dirci, allora innanzitutto ne parlavamo un poco fa, lei è rimasto sveglio e a monitorare la situazione fino alle 4 di questa mattina e poi mano a mano è tornata alla normalità. Adesso com'è? La situazione adesso si può dire normalizzata. La rete idrica secondaria, che è quella che ha creato più problemi, ha cominciato a scaricare e quindi bene o male insomma, la precipitazione è finita e di conseguenza ci fa respirare. La bomba d'acqua che è arrivata è stata veramente intensa in pochissimo tempo. Questo è il vero problema. La rete idrica primaria ha tenuto, infatti i fiumi e i canali non hanno avuto grossi problemi. È stata quella secondaria per una serie di questioni, perché è vecchia, perché è stata fatta nel corso degli anni basandosi su un sistema di precipitazioni che non è quello di oggi, e questo ci deve far pensare, e questo ha creato dei problemi, dei grossi problemi, non solo alla rete comunale ma anche a alcuni privati che hanno avuto i garage allagati. E devo dire che su questo ci siamo coordinati con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il Consorzio Acque Risorgive. Tutti loro hanno fatto un lavoro enorme e io veramente faccio un plauso grandissimo a questi volontari, a questi professionisti che si sono attivati subito, e grazie a un coordinamento che c'è stato ed è durato fino a tarda notte, insomma, siamo riusciti a intervenire più o meno dovunque, vuoi con le pompe, vuoi con le idrovore, vuoi con gli altri strumenti a disposizione. Ecco, sindaco, diceva anche dei privati, anche alcuni scantinati allagati, soprattutto nei punti più bassi, come è successo poi negli altri comuni del Miranese, Mirano, Martellago, poi abbiamo visto anche Spinea, però ora anche in questo caso la situazione è tornata alla normalità. Sì, decisamente sì. Le pompe dei privati hanno cominciato a scaricare nella rete idrica secondaria di cui parlavo prima. Quindi il deflusso è cominciato e sta funzionando. Ci vorrà un po', però vediamo che anche la situazione stradale sta migliorando. Ecco, cosa vi aspettate per le prossime ore, visto che siete comunque costantemente in contatto anche con la Protezione Civile, e ricordiamo che alla Protezione Civile regionale a Marghera stanno monitorando già da ieri mattina? Allora, sembra che la situazione si stia normalizzando a livello generale. Era prevista una minima precipitazione per questa mattina, cosa che è avvenuta. Nel pomeriggio dovrebbe spostarsi la precipitazione, però vedremo nelle prossime ore, perché questo è uno degli altri problemi, degli ulteriori problemi, cioè il tempo di oggi da un punto di vista meteorologico è difficilmente prevedibile, quindi si deve navigare un po' a vista. Ecco, questi sono due punti fondamentali, sia la difficoltà proprio nelle previsioni, come ormai abbiamo visto accade sempre più frequentemente, sia, come dicevamo poco fa e come è stato ribadito più volte anche dall'assessore regionale Bottacin quando ci sono stati eventi come questo, è proprio la velocità con cui questa pioggia scende, quelle che ormai vengono comunemente definite bombe d'acqua, che creano questi danni importantissimi nelle abitazioni e nelle strade.
quindi queste sono problematiche cui è difficile far fronte poi nell'immediato, anche con quelli che sono proprio le risoluzioni, no, idriche di ogni comune e poi in particolare. Io ringrazio il sindaco Sorino qui da Cappelletta di Noale. A tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte ad Ilaria Marchiori e ad Alberto Pivetta, sindaco di Noale, Stefano Sorino. E adesso andiamo in Friuli, anche in Friuli Venezia Giulia ci sono stati grossi danni alla Tisana, ma andiamo ad Azzano Decimo, c'è per noi l'inviato Federico De Rossa della nostra redazione di Udine. A te Federico. Ma non sento niente, Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati. Questa mattina abbiamo fatto un po' il tour maltempo nel Pordenonese, che è stato colpito da un violento nubifragio che si è abbattuto nella notte e che ha proseguito poi nella mattinata odierna. Siamo purtroppo a testimoniare diverse situazioni critiche di allagamenti. Noi in questo momento siamo ad Azzano Decimo, come potete vedere le strade sono completamente allagate. Stando alle prime stime, nelle ultime ore è sceso all'incirca sono scesi all'incirca 113 mm di pioggia, e provocando, guardate, anche in diretta delle vere criticità lungo la circolazione. Prima di spostarci ad Azzano Decimo siamo stati a Bannia, purtroppo a testimoniare anche lì diverse strade allagate con i fossati, che anche in questo caso, se ci spostiamo, vi facciamo rendere conto della profondità, sicuramente meno minore rispetto a quella che abbiamo visto prima, però comunque gli stivali vanno completamente sott'acqua, con il giardino di questa casa, di questa abitazione completamente allagato, che ha creato una vera e propria conca. Diversi gli interventi della protezione civile che sono in corso in tutto il Pordenonese, con diversi scantinati allagati che hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, un violento nubifragio che ha messo veramente in difficoltà diversi comuni. Eravamo stati prima a Zoppola con un sottopasso ferroviario completamente allagato con un 20-25 centimetri d'acqua, e qui in questo momento siamo ad Azzano Decimo a documentarvi come questa strada, ma ce ne sono ben altre messe in queste condizioni. Continua purtroppo la conta dei danni del maltempo, diversi cittadini lamentano sempre ai nostri microfoni che bisognerebbe fare diversi interventi di manutenzione per quanto riguarda i tombini e la pulizia dei fossati, perciò ogni volta purtroppo che si verificano queste situazioni nel territorio ci troviamo un po' a fare la conta dei danni. Al momento sono limitati, però seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti. Per il momento da Azzano Decimo è tutto, a te in studio. Grazie Federico De Rossa e Michele Zanetta, il nostro operatore. Adesso andiamo nel Trevigiano, in particolare danni a Trebaseleghe. Per noi ci sono Monica Smiderle con Andrea Benetti. A te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo a Trebaseleghe. Ieri sera in pochissimo tempo 120 millimetri di acqua, strade allagate, abitazioni allagate, la scuola, problemi anche alla casa di riposo, alla farmacia, agli uffici comunali. Con noi c'è il vice sindaco Francesca Pizziolo. Mi diceva: noi non abbiamo mai visto tanta acqua. Pensate che c'è stata anche una mamma con il bambino neonato che è rimasta intrappolata all'interno di un'autovettura ed è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Allora, vice sindaco, ieri sera che cosa è successo? E questa notte anche avete lavorato per tutta la notte? Certo, dalle 8:30 di ieri sera purtroppo è caduta tantissima acqua su Trebaseleghe e Noale, su questa fascia, soprattutto sul centro del nostro paese, cosa che non era mai successa. Abbiamo dovuto chiudere le strade principali del paese perché erano completamente
completamente sott'acqua e non percorribili. Dalle 10 in poi sono arrivate la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco oltre 50 segnalazioni e per tutta la notte hanno lavorato incessantemente per sistemare le cose, per mettere in sicurezza le abitazioni e gli scantinati. I volontari della Protezione Civile sono usciti in 3 squadre e anche i Vigili del Fuoco sono arrivati da Cittadella, Castelfranco, Borgoricco e ci hanno aiutato per tutta la notte fino alle 7:30 di questa mattina. Allora, qui si lavora, siamo in questo momento in via Dante, lascio per il momento il vice sindaco, entro in questa abitazione, la casa del signor Tiziano che da stanotte, da ieri sera è al lavoro per cercare di salvare quel poco che è salvabile. Quello che è salvabile, perché purtroppo ha incominciato verso le 9:30 e su un'ora si è scatenato l'inferno. Ci porta all'interno della sua abitazione, signor Tiziano, mentre ci racconta 1,5 metri di acqua. 1,5 metri di acqua di altezza, adesso ve lo faccio vedere dal segno. Qua fuori vedete tutto quello che abbiamo gettato via, roba ce n'è, perché ovviamente come tutte le case si figuri che noi siamo anche in 8 persone, essendo in 8 persone c'è un po' di cose, la lavatrice, l'asciugatrice, il frigo, il congelatore, tutto quello che necessita, la macchina per il pane, ad esempio, ecco, vediamo come è ridotta. E qui c'erano anche le sue di macchine, le autovetture. C'erano anche le mie autovetture che e adesso? Che adesso l'ho messa fuori là sperando che si asciuga, però sono andato dal meccanico e mi ha detto che prima di una settimana non può metterle le mani perché la spesa è abbastanza come si dice? Alta. Vedete, l'acqua arrivava fino a questo punto stanotte. Le pompe che il signor Tiziano ha posizionato in casa non sono state sufficienti per la quantità d'acqua che è arrivata dallo scivolo allagando l'intero scantinato. No, perché purtroppo se era solo per quello che veniva giù da parte mia si riusciva anche a bloccare, però è venuto dalla strada, dai scarichi principali, che questo il comune si deve dare una spinta, dai scarichi dalla strada, diciamo, quelli principali, è venuto una bomba, veniva dentro che non si riusciva a fermare, si è solo fermata quando che l'acqua è arrivata a livello. Senta, forse è presto, ma avete un'idea dei danni che avete subito? Tanti. La cifra ci vuole un po' di tempo perché lo sa anche lei, deve prendere una lavatrice ti vogliono 500-600 euro, un frigo 1.500, cioè si fa presto, la caldaia 5.000 euro. Come si sente oggi, signor Tiziano? Come che mi sento? Ho dormito un'ora, come le sembra che mi senta? No, arrabbiato di più ancora. Perché, scusa, che tra l'altro posso dirle, non è la prima volta che questa mi arriva, è già la terza volta alla mia età che la vedo qui dentro. Non è possibile, dai, si deve fare qualcosa. Per carità, ammetto che ci sono tutte queste calamità, però cerchiamo di andare incontro a queste calamità. Ovviamente. Grazie per il momento al signor Tiziano, chiedo al collega Andrea Benetti di uscire, torniamo dal vice sindaco, direttore, per capire appunto sul fronte danni e risarcimento. È aperto il COC all'interno del municipio, ci sono danni anche alle strade. Adesso tra un momento, quando Andrea, eccoci qua, ci sono danni anche alle strade, ai sottoservizi. Insomma, per quanto riguarda, vice sindaco, la conta dei danni è in corso, per i risarcimenti è stato aperto lo stato di emergenza. Sì, è stato aperto lo stato di emergenza, ora siamo in contatto appunto con la Regione per capire come fare, come devono fare anche i nostri cittadini per appunto richiedere i vari rimborsi per i danni subiti. I danni si stanno contando ora, dopo questa nottata, quindi poi daremo tutte le informazioni tramite anche i canali social comunali in maniera che tutti possano richiedere i danni subiti. Anche noi come comune abbiamo avuto dei danni sulla nostra casa Pattaro, che è appunto la sede della polizia locale.
Per il momento da Tre Baseleghe è tutto, ringrazio il vice sindaco Francesca Pizziolo, la linea torna a voi allo studio. Grazie molte a Monica Smidere e Andrea Benetti dal Padovano, qui eravamo a Tre Baseleghe, adesso andiamo nel Trevigiano a Vedelago, dove anche qui un fiume d'acqua con dei danni anche strutturali alle arterie, alle strade. Andiamo in diretta da Christian Arboit e da Simone Merlo. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno da Vedelago, siamo in via Roma, quella che vedete è la Castellana, una delle arterie più trafficate della Marca trevigiana. Qui ieri sera c'era un fiume d'acqua che ha allertato non poco i residenti e i commercianti. Qui con me li saluto e li ringrazio il sindaco Giuseppe Romano e Dino Manfrè che è titolare del bar storico qui del centro, il bar Manfrè. Ieri, Dino, voi avete avuto parecchi problemi. Sì, ieri sera, come spesso accade quando piove molto, qui davanti si forma circa mezzo metro d'acqua, non defluisce e c'è entrata dentro sui scantinati dell'attività, sala biliardi, e purtroppo si sta recando dei danni alla clientela sia alla struttura, insomma. Insomma, è una criticità che c'è da tempo, è decennale, ma ultimamente si sta registrando molto più spesso del solito, molto più spesso. Ogni volta che fa una pioggia un po' più importante si allaga tutto, proprio 100 metri qua si allaga tutto. Quindi lei chiede un intervento strutturale fondamentalmente? Chiediamo un intervento strutturale per sistemare un po' la situazione, sistemare le cose. E su questo sta intervenendo il sindaco Giuseppe Romano, perché come vedete proprio dalle immagini qui c'è una sorta di avvallamento che crea appunto queste piscine naturali, ma che sono sempre più frequenti, sono un pericolo per la circolazione, sono un gran disagio per chi lavora e opera qui in zona. Sì, come abbiamo detto è un problema strutturale, stiamo capendo di intervenire sapendo che interveniamo in un contesto come questo, la statale 53 Treviso-Vicenza, per cui qualche idea ce l'abbiamo, ma ripeto, un problema strutturale e che dovremo affrontarlo e lo stiamo affrontando per dare una risposta a chi ci vive. Ecco, non ci sono pericoli di crolli, questo va detto? Assolutamente no, c'è solo un pericolo che ci sono pozze d'acqua importanti che si formano e questo sì è un problema un po' per la circolazione, ma non altri tipi di problemi non ci sono. Allora, ieri sera qui si è registrata una vera e propria bomba d'acqua, non solo a Vedelago ma anche nei comuni circostanti, a Castelfranco, a Venale Sorvegliato Speciale, si è chiesto di attivare le difese passive soprattutto in centro. Voi quanto avete registrato? Perché c'è un dato record. Noi abbiamo registrato 40 mm in mezz'ora, che sono tantissimi, sono pochi, quindi questo sta a significare che c'è stata una pioggia importante. Fortunatamente siamo in un territorio tutto sommato che non ha grossissimi problemi idraulici, però in altri contesti avrebbe creato molti più problemi. Quindi diciamo che il disagio si è limitato in questa zona e in altri edifici, diciamo così, che sono sotto monitoraggio. Sì, diciamo che qui c'è stato un problema tecnico, diciamo così. Dalle altre parti abbiamo avuto problemi di infiltrazione nei tetti dalla fortissima acqua che c'è stata. E il signor Manfrè, insomma, auspica questa soluzione. Speriamo che risolvano tutto, insomma. Perché altrimenti a ogni pioggia qui ormai si va su. Pioggia forte e andiamo sott'acqua. Grazie Manfrè, grazie sindaco Giuseppe Romano. Noi adesso cambiamo location, direttore, andremo a Castelfranco, a Venale ancora sorvegliato speciale anche nelle prossime ore. È stata una notte di allerta, fortunatamente è andata bene, dovremo trovare anche il sindaco Stefano Marcona. Per il momento da Vedelago è tutto, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboe e Simone Merlo. E proprio a Castelfranco vediamo il titolo di oggi. Treviso, paratie anti-alluvione, ma i ladri entrano in azione pensando che le case siano vuote. Siamo arrivati anche a questo, cioè a malviventi che approfittano della presunta assenza dei proprietari di case là dove vedono delle paratie, pensano che sia un segnale di libero accesso ad abitazioni che ritengono possano in quel momento non essere abitate. Purtroppo succede anche questo ed è ancora viva l'impressione a Monastier per la truffa
di 2 finti tecnici dell'acquedotto, che si è trasformata in una rapina con una sparatoria, una persona colta dal panico che ha temuto di morire. È successo ieri mattina, rivediamo i particolari dell'accaduto. Una cosa così della mia età anche riesci a rimanere anche distesa per terra. A un certo punto ho avuto paura che le facessero del male davvero, di morire. Sì, sì. Ha temuto il peggio la signora Danila, 77 anni, vittima in mattinata con il marito di una truffa finita in furto e colluttazione, nel corso della quale sono stati esplosi dei colpi di pistola, quasi sicuramente da una scacciacani, una vera e propria escalation, quella vissuta in questa casa di via Castelletto, alle porte di Monastier, poche centinaia di metri dalla Treviso Mare. Sono circa le 9 quando un uomo si presenta alla sua porta, si qualifica come un addetto dell'acquedotto. Mi ha detto: signora, vada a prendere i suoi gioielli, vada a prendere i soldi, sennò sono, come che si può dire, contaminati. Una tecnica spesso utilizzata che ingenera confusione e ansia. Lo stesso truffatore, a titolo dimostrativo, si toglie la collanina e la mette nel frigo. Nel frattempo in casa entra anche un altro uomo. Avevo capito ancora prima di andare a prendere le cose. Ma io avevo paura per mio marito perché l'altro aveva anche una pistola. La situazione precipita in pochi attimi. Danila cerca di reagire, il marito ha problemi di salute e deambulazione. Quando ho messo i soldi dentro sul frigo, lui ha tornato a aprire il frigo, ha preso soldi, gioielli e tutto e stava scappando. Io l'ho preso per il collo e gli ho strappato tutta la roba che aveva indosso. Ha sparato. Ha sparato. È vera, non è vera, non so dirle qua. Lei comunque un colpo l'ha sentito? Certamente, è stata quella la grande paura anche per mio marito, perché ha anche 4 bypasser. I due scappano con i gioielli di famiglia e contanti da quantificare, salvo poi tentare di ritornare per riprendersi la collanina, quella messa in frigo, e un paio di occhiali persi nell'alterco. Nel frattempo però trovano il cancello chiuso e così la fuga riprende. Danila si tocca la ferita al braccio, è visibilmente scossa, fatica ad accettare quello che è successo. Una roba incredibile, una cosa che non riesco neanche se l'ho superata. Una truffa verosimile quanto subdola. Sul posto arrivano i carabinieri. Anche per questo la donna si sente di lanciare un forte messaggio. E le dico a tutte le persone che siano sempre in 2 e non aprire mai e mai e mai. Servizio di Christian Arboit, hanno dato la loro testimonianza anche i 2 uomini che hanno tentato di fermare l'Audi su cui stavano fuggendo i ladri, un'auto scura, e sono al setaccio le telecamere e i targa system lungo tutta la Treviso Mare. Sentiamo. Erano posizionati in contromano, noi arrivavamo sulla strada per Monastier, perché dovevamo andare in ospedale a portare un genitore a fare un intervento. Ci siamo trovati strani perché questo ragazzo abbiamo visto che usciva di corsa da questa abitazione, saltavano in macchina e loro sono quello che era alla guida è partito ferocemente con quest'Audi Station Wagon, quasi da colluttare con noi che arrivavamo dalla parte opposta. È una situazione di estremo pericolo quella che si trovano davanti Alessandro Di Dede e Marco De Rim. Inizialmente anche loro non capiscono il perché di tutta quella confusione alle 9 del mattino in via Castelletto a Monastier. Fatto sta che l'Audi usata per la fuga per poco non li piomba addosso. Sono i 2 uomini primi a soccorrere gli anziani appena truffati e derubati da una coppia di delinquenti senza scrupoli. E noi siamo fermati appunto per vedere cos'era, se avevano bisogno di una mano. Era il signore che ci chiedeva di chiamare i carabinieri, che li abbiamo chiamati subito. Alessandro ha chiamato subito i carabinieri. Siete subito mobilitati? Poi è uscita la signora che aveva a mano sangue e diceva che hanno sparato e li hanno derubati.
siamo fermati in quei 10 minuti che potevamo, perché non potevamo stare di più. Nel frattempo arrivano i carabinieri che da un lato ascoltano le vittime e dall'altro avviano immediati accertamenti. Nell'abitazione vengono fatti dei prelievi, effetti personali e segni lasciati dai malviventi. Contemporaneamente si cerca anche l'auto usata per il blitz. È un Audi grigia con tutte le modanature nero lucide, un Audi di una certa rilevanza. Videocamere e targa system sono messi a setaccio in tutta l'area della Treviso Mare e nei comuni limitrofi. I carabinieri sarebbero sulle loro tracce. Per Marco e Alessandro resta solo un rammarico. Volevamo volentieri correre dietro, avevamo in ospedale, ovviamente eravamo in ritardo e poi tempo che abbiamo preso informazione non riuscivamo a decidere perché ora sicuramente erano distanti. Ed è da mesi che continuiamo a ripetere che le zone da mettere in sicurezza sono le nostre province, questi paesi, queste case un po' isolate, assaltate in continuazione dai ladri. Va bene fare la guerra ai borseggiatori di Venezia, va bene istituire le zone rosse nel centro delle città, ma non si può lasciare sguarnite completamente queste aree che sono facile obiettivo dei vari predoni che stanno infestando il nostro territorio. C'è stata la terribile rapina di Marsan di Marostica e rimane ricoverata al San Bortolo di Vicenza l'anziana di 79 anni che è stata picchiata, minacciata dai ladri insieme al figlio sabato scorso. Sentiamo Chiara Gaiani. I carabinieri sono al lavoro per dare un nome ai 2 malviventi, ma il sospetto è che abbiano agito in 3, che sabato scorso hanno massacrato di botte un anziano e suo figlio dopo averli legati e sequestrati a Marsan di Marostica. La donna, 79 anni, è ancora ricoverata all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stata trasportata a causa delle ferite. Il figlio, che dopo essere stato curato al pronto soccorso del San Bassiano è tornato a casa, non ha ancora avuto il coraggio di riaprire il negozio. Un'aggressione spietata e brutale, quella avvenuta tra il negozio e l'abitazione di madre e figlio. Sono le 20:30 di sabato quando 2 uomini entrano per acquistare una cassa di birra, per poi iniziare a picchiare il figlio chiedendo soldi e avventandosi anche sulla donna dopo aver immobilizzato il 48enne. Attimi di terrore per madre e figlio con le botte e la continua richiesta di soldi fino a che i 2 se ne vanno e l'uomo liberato si riesce a dare l'allarme. Gli inquirenti sono al lavoro e stanno passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La domanda che tutti si fanno è il perché di tanta violenza. Questo Chiara Gaiani. Adesso vediamo ancora i furti, cioè non facciamo che parlarne. Furti e tentati furti a Cassola, i ladri sono entrati in azione mentre le vittime erano in casa. Succede anche questo molto spesso, i proprietari sono in casa e si trovano di fronte i malviventi. Il sindaco Stangerlin che dice pronto ad avviare un controllo di vicinato. Impronte di scarpe infangate sul muro di questa villetta di un quartiere a ridosso del centro di Cassola è il segno del passaggio di un ladro acrobata che 2 sere fa, dopo essere arrivato dal campo nel retro della casa, si è arrampicato salendo lungo la grondaia sino al primo piano dell'abitazione per poi entrare mettendo tutto a soqquadro mentre al piano terra il padrone di casa stava guardando una serie TV. Il furto è andato a segno, ma la sua immagine è stata immortalata alle 21:18 dalla telecamera di videosorveglianza che ha fatto scattare l'alert sul cellulare di un familiare rientrato con il cuore in gola. Se il padrone di casa non si è accorto di nulla e sta bene, resta l'amarezza per il furto subito, non l'unico colpo messo a segno in quelle ore. A poche centinaia di metri da via Alessi, alcuni malviventi sono entrati anche in una casa di via Paolo VI. All'interno 2 anziani che si sono accorti della presenza dei banditi solo dopo l'arrivo di un parente che li ha fatti fuggire. 2 furti e alcuni tentati furti, dopo un periodo di relativa tranquillità per questo comune della Pedemontana, dove il sindaco Gianantonio Stangerlin pensa di attivare il controllo di vicinato.
faremo un'assemblea generale con tutti i quartieri per capire chi dà disponibilità per attivare questo servizio sul territorio, che è un servizio che non sarà ovviamente fine a se stesso, ma sarà coordinato con tutto quello che già si sta facendo con la polizia locale, ma anche di coordinamento con le altre forze dell'ordine. Amministrazione al lavoro anche per il potenziamento dell'impianto di telecamere e varchi che già controllano il territorio comunale. I ladri acrobati, e peraltro ricorderete il gravissimo fatto accaduto ad Oderzo, dove un camionista rumeno si è trovato di fronte ai ladri ancora una volta, e a un certo punto durante la colluttazione uno dei malviventi è caduto, è stato scaraventato giù dal terrazzo, perché questo è quanto accade nelle abitazioni quando ci si trova di fronte a dei comandi, si reagisce e può capitare anche di peggio. Ma sono in aumento, come abbiamo visto prima, anche le truffe. Sentiamo cosa ha detto a Marta Marangon il tenente colonnello Mazzanti, comandante della compagnia dei carabinieri di Treviso. Dal finto incidente che vede coinvolto un familiare alla paventata fuga di gas dal falso tecnico al sedicente funzionario di banca, presentandosi alla porta di casa o telefonando, ne escogitano ogni giorno una di nuova i truffatori che continuano a colpire, mietendo vittime soprattutto tra le persone più fragili come gli anziani. Le modalità sono continuamente in evoluzione, quindi trovano sempre dei nuovi modi per poter contattare, per poter carpire la sicurezza e la fiducia delle persone a cui si rivolgono. Per cui non rispondete mai a nessuna chiamata e soprattutto fate sempre una riprova, una verifica di chi vi sta chiamando. Le segnalazioni di truffe o tentativi di truffe sono ormai quotidiane. I carabinieri ricordano l'importanza di verificare sempre, chiamando il 112, chi si presenta a casa o telefona. E soprattutto ricordatevi che né i carabinieri né le altre forze di polizia e i tecnici delle società o di comuni passano porta a porta a prendere oro o denaro. Infine, non farsi prendere dal panico o dall'agitazione anche quando chi suona il campanello indossa un uniforme, spesso sono false, o paventa esplosioni. La prima cosa su cui fanno leva è l'urgenza, perché loro hanno necessità, proprio per evitare che vengano fatte le verifiche, di chiedere soldi o di chiedere un comportamento che metta paura e ingeneri un'urgenza affinché appunto le persone si allontanino da casa oppure consegnino il denaro per risolvere la questione il prima possibile. La prima cosa da fare è mantenere la calma. Come dicevo prima, di fronte a un uniforme bisogna avere anche il coraggio di dire di no, nel senso che è vostro diritto fare una verifica. Se c'è una paventata fuga di gas e quindi fantomatici vigili del fuoco o polizie locali vi chiedono di uscire dalla stanza o dalla vostra abitazione, voi potete anche uscire, però avete il diritto di fare una verifica, quindi prendete il telefono, non consegnate nessun tipo di oro o di denaro perché non esiste la contaminazione in questo caso ed è soltanto un trucco per cercare di carpire il luogo dove voi nascondete i vostri averi e quindi dovete mantenere la calma e dire di no anche a una persona in uniforme. Vice Marta Marangon, oggi in regia Italo Morao e Andrea Basso, ancora a cronaca perché sono in azione anche gli spacciatori. È stato fermato un cittadino dello Sri Lanka nel quartiere Arcella a Padova, in casa aveva 5 kg di droga. Nascondeva in camera 5 kg di hashish, per questo un quarantenne dello Sri Lanka è stato arrestato dalla polizia di Padova. I poliziotti lo avevano fermato per un controllo davanti casa sua in zona Arcella mentre usciva dal condominio. Gli agenti hanno poi ispezionato la sua abitazione trovando l'ingente quantitativo di droga. L'uomo è stato quindi portato in questura ed arrestato. Da ulteriori accertamenti dell'ufficio immigrazione della questura sono emerse irregolarità nella documentazione per la richiesta del visto. Il questore Marco Dorisio ha quindi disposto l'espulsione per motivi di pericolosità sociale dell'uomo, che è stato accompagnato all'aeroporto di Venezia per essere rimpatriato in Sri Lanka.
L'avviso di Francesco Rattai è precipitata in un dirupo mentre correva lungo un sentiero a Cison di Valmarino. È stata sfiorata una tragedia per una 36enne americana, Anne Elizabeth McKay, che si trovava in paese per uno stage di cucina a Castelbrando. La donna non dava sue notizie dalla mattina, è scattato l'allarme congiunto, carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e SUEM, ed è stata rintracciata nella notte in una zona boschiva particolarmente impervia tra Valdobbiadene e il bosco delle Penne Mozze. Era cosciente, non in pericolo di vita, ma in gravi condizioni con traumi cranici e spinali, ed è stata assistita sul posto dal personale sanitario. Attualmente si trova in ospedale a Treviso in prognosi riservata. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 15:30 in Duomo a Montebelluna i funerali di Riccardo De Anna, il 36enne morto sabato scorso durante un'escursione in montagna precipitando dalle torri di Neva. Libero tra le tue amate montagne, hanno fatto scrivere i familiari nell'epigrafe del giovane, la cui scomparsa ha sconvolto e addolorato la comunità di Montebelluna, in cui Riccardo, grande appassionato di montagna ed alpinista esperto, era molto inserito, facendo parte anche della squadra del Palio di Posmon. Riccardo lascia la mamma Ornella e le sorelle Elisabetta e Monica. Al via in tribunale a Padova, e siamo alla cronaca giudiziaria, il processo per il femminicidio di Giada Zanola, la 34enne uccisa a Vigonza nel maggio del 24, accusato del delitto il compagno Andrea Favero, da cui si stava separando. Era presente in aula Andrea Favero, il 39enne accusato di aver ucciso la compagna Giada Zanola, gettandola dal cavalcavia dell'autostrada a Vigonza a pochi metri dalla loro abitazione, tentando così di simularne il suicidio. Nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Padova è iniziato il processo per il femminicidio avvenuto il 29 maggio del 2024. Si è aperto il dibattimento e la pubblica accusa e la difesa hanno chiesto l'ammissione dei testi e delle prove. Circa 40 le persone chiamate a comparire per ricostruire la drammatica vicenda. Il corpo di Giada Zanola era stato travolto dalle auto in corsa lungo la A4. Quello che all'inizio sembrava un suicidio mostrò fin da subito molte incongruenze e la polizia arrestò poche ore dopo Andrea Favero, il compagno da cui la donna si stava separando, padre di suo figlio di 3 anni. Nel corpo di Giada vennero trovati ingenti quantitativi di benzodiazepine, un potente sonnifero che Favero si era fatto prescrivere dal medico. Giada stava per lasciarlo e ad alcune amiche poche settimane prima di morire aveva confidato di temere di venire drogata dal compagno. Il GPS dell'auto del 39enne mostra il tragitto di andata e ritorno da casa la notte del delitto. Favero ha sempre professato la sua innocenza e dice di aver solo accompagnato Giada sul cavalcavia e di averla lasciata lì viva. Il pubblico ministero però gli contesta anche la premeditazione. Le udienze del processo sono state programmate da fine ottobre e fino all'inizio del 2026. Il verdetto di primo grado dovrebbe arrivare in primavera. E poi ci sono anche i nuovi reati, e tra questi il revenge porn, un uomo che ha postato su un profilo fake le immagini dell'ex fidanzata del suo attuale compagno, ha patteggiato 10 mesi. Sentiamo. Mesi terribili di angoscia e paura, quelli vissuti da una donna che si è trovata su un profilo Instagram alcuni video intimi che lei aveva inviato durante la pandemia all'allora fidanzato. Poi i due si erano lasciati ed in scena è entrata la nuova compagna che, gelosissima, prima ha minacciato l'ex dell'uomo e poi è passata alle vie di fatto. Ha pensato bene di creare un profilo falso a nome della vittima e postare i video che lei aveva inviato all'uomo. È stato un amico della giovane a girarle alcune immagini mettendola a conoscenza della vicenda. A quel punto a lei non è rimasto che andare in questura e presentare denuncia. Le indagini condotte dalla polizia postale hanno portato alla colpevole del reato di revenge porn, la nuova fidanzata dell'uomo. Entrambi sono stati accusati dello stesso reato. La donna, 28enne, ha patteggiato 10 mesi pena sospesa. L'uomo ha scelto di andare a processo. Le proteste dei pro-PAL contro il regime, contro il governo di Israele, ci sono indagini in corso sui lanci di sassi e fumogeni contro gli agenti di polizia da parte di un manipolo di manifestanti staccatisi dalla coda del corteo pro Gaza di ieri a Trieste, manifestazioni più pacifiche anche
a Marghera, insomma in tutta la nostra regione. Sentiamo Marco Stabile. Sono 20 le persone su cui la Digos della Questura di Trieste sta indagando per gli scontri con la polizia in passeggio Sant'Andrea nel troncone finale di corteo staccatosi da quello con migliaia di persone che hanno protestato invece pacificamente nella mobilitazione pro Gaza, spostandosi dal varco 4 del porto al centro città. Ai poliziotti in tenuta antisommossa che presidiavano il troncone finale della manifestazione, dove sono stati identificati diversi aderenti al collettivo Buriana, già coinvolti negli scontri del 25 aprile scorso e nella vicenda relativa al blitz del 1 luglio nel magazzino di Via del Bosco, dove furono rinvenuti bastoni e altri oggetti atti ad offendere, sono stati lanciati sassi e fumogeni ad altezza uomo. Da qui la seguente carica di alcuni agenti, ripetutamente oggetto di lancio di oggetti oltre che di offese. Avete paura? Tutti filmati! Idioti! Stupidi! Gli accertamenti si basano sui molteplici video, tra quelli registrati e quelli reperiti in seguito sulle piattaforme social. Con il nuovo decreto sicurezza che contempla questo tipo di situazioni, ci sono 48 ore di tempo per far scattare gli eventuali arresti differiti, tempistica non semplice da rispettare per l'imponente mole di filmati da analizzare, certificando il riconoscimento dei singoli soggetti protagonisti delle violenze. In parallelo l'altra serie di accertamenti su vandalismi e imbrattamenti che hanno riguardato una vettura di polizia, gli assi stradali e anche alcune vetrine di negozi e esercizi commerciali come il fast food di Piazza Goldoni. Manifestazioni per Gaza, dicevamo anche in Veneto, a Padova è andato tutto bene, a Marghera ci sono stati scontri tra manifestanti della polizia che ha respinto tra l'altro i manifestanti al porto di Venezia utilizzando gli idranti. A Milano però gli scontri più gravi con le forze dell'ordine. Sentiamo cosa ha detto ieri a Ring la professoressa padovana e scrittrice Antonia Arslan. La mia riflessione in genere è che questi manifestanti non sanno nulla realmente della situazione in Medio Oriente e anche vedono le fotografie, vedono la televisione, sentono e quindi il loro diciamo, istinto di manifestare, fare qualcosa per un popolo che in questo momento indubbiamente è sotto terribile pressione è più che comprensibile, è ragionevole, anzi possiamo dire va bene, ecco. Tuttavia succede poi immediatamente che manifestazioni pacifiche vengono infiltrate e diventano violente. E quella è diciamo, percorso, come potremmo dire, la strada in discesa che ho visto accadere purtroppo troppe volte. Perché manifestazioni che dovrebbero chiedere pace finiscono poi in violenza? È l'interrogativo a cui cerca di rispondere la professoressa Antonia Arslan, docente universitaria di letteratura, scrittrice, autrice della Masseria delle Allodole, che attraverso la sua storia familiare racconta il genocidio del popolo armeno. Perché poi si manifesta solo per la Palestina senza pensare al resto dei massacri che si consumano nel mondo? Questa è la riflessione della professoressa Arslan. Dipende anche da quanto un tema in quel momento diventa facilitato, diventa facile da comprendere, facile da seguire e anche in qualche modo sottolinea quell'odio di sé che purtroppo è sempre più diffuso in Occidente. Una violenza che rappresenta un odio di sé, dell'Occidente, questa è la conclusione secondo Arslan. In qualche modo gli si danno degli slogan. Questi slogan possono essere attraenti, possono essere anche giusti se vogliamo certe volte, ma in qualche modo prendono tutto lo spazio e allora per quello si manifesta, a volte con evidenti contraddizioni interne,
Per qualsiasi altro argomento no. Se io, putta caso, io, lei, una persona va lì e gli dice ma e non manifestate per la tragedia dei cristiani nigeriani che vengono uccisi a decine, bambini assassinati, bambini buttati nei forni, bambini bruciati di fronte alle madri. Non reagiscono perché ormai la mente è occupata. Nella sua lunga carriera di docente universitaria ha vissuto gli anni di piombo e delle contestazioni. Antonia Aslan teme dunque in un ritorno della violenza politica, per questo invita i giovani a scendere in piazza consapevoli degli ideali per cui si protesta. C'è un anelito giusto nel scendere in piazza. Io invito sempre a farlo se si vuole, se ci si sente, ma prima a ragionare un poco sopra. Intervista di Valentina Visentin. 2 mesi alle prossime elezioni regionali in Veneto. Forza Italia invoca a gran voce il nome del candidato alla presidenza per il centrodestra con l'Azzurro Forcolin, che definisce una sparata azzardata l'uscita di Zaia sul candidato leghista. Ha detto Zaia, se non fosse un candidato leghista sarebbe un problema. Noi rispetteremo chiunque sarà il presidente, ma che lo decidano, perché è troppo imbarazzante questa situazione. Si metta fine al braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia. Mancano 2 mesi esatti al voto e la situazione inizia a farsi imbarazzante. Parola di Forza Italia che al ring, per bocca di Gianluca Forcolin, chiede agli alleati di accordarsi su un nome per la corsa alla presidenza della regione. Un leghista? Non necessariamente, dice Forcolin, che si schiera col coordinatore regionale dei meloniani, Luca De Carlo, quando gli viene chiesto di commentare la frase pronunciata da Luca Zaia a Pontida: se il candidato non sarà un leghista sarà un problema. Secondo me è un'uscita che ha fatto Zaia per prendere il titolo dei giornali, perché è azzardata comunque come battuta. È un problema perché legittimamente Fratelli d'Italia chiede di dire possiamo esprimere anche noi il nostro candidato. Forza Italia lo ha fatto ancora un anno fa, quando si era detto che il centrodestra sarebbe andato unito, che poi piaccia o non piaccia, sia gradito o non gradito, Forza Italia ha messo Flavio Tosi come candidato presidente. Oggi stiamo assistendo da mesi a questa bagarre tocca a me, tocca a te fra la Lega e Fratelli d'Italia. Noi diciamo qualunque sia il candidato presidente, qualunque sia Stefani, De Carlo, scegliete quale va meglio per tutti e cominciamo a parlare, come è stato detto prima, di qualcosa di più importante, cosa i veneti chiedono sia messo all'ordine del giorno come agenda di governo per il prossimo mandato dei prossimi 5-10 anni. Di fine ingloriosa dei 15 anni di governo di centrodestra parla la Dem Vanessa Camani, non solo per il dibattito a cui si assiste, finalizzato solamente a spartirsi le poltrone, dice, ma anche perché la futura amministrazione, votando a novembre, dovrà operare per almeno 4 mesi in esercizio provvisorio. Non basta. In questo momento il bilancio della Regione del Veneto, che ci lascia in eredità il presidente Zaia, prevede circa 40 milioni di spesa libera, di risorse per spesa discrezionale. Ma dove andiamo con 40 milioni? Non siamo in grado di aumentare le risorse per la sanità, di aumentare le risorse per le scuole dell'infanzia, neppure di pagare le borse di studio, figuriamoci dei salari e delle attività produttive. Quindi in realtà Zaia, ed è questo e chiudo, arriva a una fine ingloriosa perché lascia macerie attorno a sé, soltanto perché si è voluto incaponire che dopo di lui devono morire tutti i filistei. E non demorde la Lega, che punta ad avere un successo elettorale alle prossime elezioni regionali. Sentiamo cosa ha detto oggi il presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia in Consiglio regionale, Alberto Villanova. In questi mesi c'era chi esultava ancora prima di aver giocato la partita e tra questi penso che molti oggi abbiano avuto un cattivo risveglio. La Lega è pronta a giocare la prossima battaglia, non ha nessuna voglia di arrendersi, mettendo in campo il suo asso principale, che si chiama Luca Zaia. Noi di fronte abbiamo un obiettivo politico molto importante, che è quello di far diventare Alberto Stefani il prossimo presidente della Regione Veneto, in continuità con l'amministrazione di Luca Zaia. Ma soprattutto abbiamo un altro obiettivo, che è quello di far confermare la Lega come primo partito nella nostra regione, primo partito in Veneto, sindacato del territorio, il partito che veramente rappresenta la voce dei veneti. Un obiettivo ambizioso, ma che sicuramente, mettendo insieme Alberto Stefani, Luca Zaia e tutto il nostro grande movimento,
è alla nostra portata e per il quale noi ci batteremo fino all'ultimo secondo. Così poco fa Alberto Villanova della Lega in Consiglio regionale. Vediamo anche la situazione sindacale delle aziende. È stata confermata la chiusura per la metro di Marghera, mentre all'hotel Laguna Palace si trova un accordo per tutelare tutti i dipendenti che andranno a lavorare in altri alberghi. Da una parte la delusione e l'incertezza per la chiusura annunciata del punto vendita Metro di Marghera, dall'altra un'intesa positiva per i lavoratori del Laguna Palace di Mestre che vedranno garantita la continuità occupazionale. In queste ore si sta chiarendo il futuro dei lavoratori impiegati. Per lo storico hotel, gestito da NH, è stato raggiunto un accordo in regione che prevede la ricollocazione dei 20 dipendenti. 13 resteranno nel veneziano, gli altri saranno trasferiti con supporto economico e alloggi temporanei. Chi non accetterà le nuove sedi riceverà un'indennità fino a 6 mensilità. Situazione ben diversa per i 33 dipendenti della metro di Marghera, dove l'azienda ha confermato la chiusura per il 15 ottobre nonostante gli ottimi risultati di fatturato. Il trasferimento verso altri punti vendita, come Treviso e Padova, resta un'ipotesi parziale. Il 29 settembre è previsto un nuovo incontro con i sindacati che restano in stato di agitazione dopo lo sciopero del 16. Due storie diverse, sostengono i sindacati, ma unite da un filo comune, la necessità di tutelare le persone prima dei bilanci. Servizio di Nicola Marcato. Adesso torniamo a Badia Polesine da Marta Zatta e da Sandro Ponchio. Badia Polesine tra le località più colpite dall'ondata di maltempo di questa notte. A te Marta. Sì, buongiorno, siamo di nuovo a Badia Polesine, appunto come ha detto una delle zone più colpite nel Polesine. Siamo in compagnia del sindaco Giovanni Rossi. Sindaco, una notte difficile. Purtroppo una serata, una notte e anche una mattinata molto molto difficile, cosa che io in tanti anni non ho mai visto prima. Ci può raccontare cosa è successo? Ma verso le 18:30 di ieri pomeriggio si è scatenato l'inferno e nel giro di un paio d'ore sono scese 200 mm d'acqua, quell'acqua che di solito cade in 8 mesi. Tutta insieme, e quindi nonostante che noi avessimo subito allertato la protezione civile e i vigili del fuoco, naturalmente ci sono stati grandissimi disagi, a cominciare dal fatto che ho dovuto chiudere le scuole. Al momento le zone, insomma, quelle messe peggio quali sono? Ma sicuramente via Cappuccini, dove c'è ancora acqua, tutta la zona artigianale di Crocetta purtroppo ci sono ancora 50 centimetri d'acqua, e altre vie del centro invece la situazione sta migliorando, purtroppo gli scantinati privati sono ancora pieni d'acqua e la protezione civile con le pompe ma anche i vigili del fuoco pian pianino arriveranno dappertutto. Purtroppo non è la prima volta, prima abbiamo sentito i residenti. Ecco, cosa fare in queste situazioni di emergenza? Si può fare qualcosa? Allora, sicuramente non solo con le forze del Comune, ci vuole una joint venture insieme con gli altri enti di secondo grado, consorzio di bonifica piuttosto che acque venete, e vedere di fare una nuova progettualità. Sicuramente bisogna costruire dei bacini di laminazione. Non sarà facile perché in centro non c'è proprio lo spazio fisico dove costruirli. Naturalmente i costi saranno altissimi, ma prima o poi bisogna iniziare. Devo dire anche che c'è stata una cementificazione eccessiva. Naturalmente negli anni passati non c'erano le prescrizioni che ci sono adesso. Certamente adesso quando si costruiscono delle nuove residenzialità le attenzioni sono maggiori, ma noi paghiamo anche anni dove purtroppo c'è stata una cementificazione selvaggia. Se noi mettiamo anche che il clima è cambiato, perché non si può non dire che il clima è cambiato, queste bombe d'acqua purtroppo sono sempre più frequenti. L'amministrazione c'è, dobbiamo lavorare insieme. Appunto i residenti sono arrabbiati perché appunto sono sott'acqua. Vuole lanciargli un messaggio? Io sono dispiaciuto, a me dispiace perché sono andato sotto acqua anch'io e ho anch'io tirato fuori acqua. Devo dire anche che purtroppo bisogna cominciare a pensare di avere dei presidi personali, privati, per poter far fronte a queste emergenze. Intanto bisogna cominciare ad installare delle pompe e delle valvole di non ritorno, comprare delle pompe, ma non delle pompe elettriche, ma delle pompe a motore, perché naturalmente poi la prima cosa che succede è che tolgono l'energia elettrica e quindi le pompe non sono più funzionanti. Ci sono dei piccoli investimenti anche che ognuno di noi può fare ed è arrivato il momento di agire. Da Badia Polesine per il momento è tutto, a voi la linea.
Grazie molte. Adesso andiamo in diretta ad Oderzo perché va verso la chiusura l'azienda Licum, ovviamente mobilitazione di lavoratori e sindacati in diretta. Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Vendita. Sì, siamo tra Oderzo e Ponte di Piave. Siamo alla Licum, un'azienda che lavora nell'automotive e non solo, quindi stampaggi di plastica anche per l'industria farmaceutica, che però ha 95 dipendenti che in questo momento sostanzialmente rischiano veramente il posto di lavoro. Sono con i rappresentanti della CGIL, della Fiamma CGIL in particolare, ovvero Francesca Cagnola, che come funzionario sta seguendo questa storia. Francesca, ce la racconta velocemente? Allora, questa è una realtà che, come tante realtà del territorio, stava attraversando una crisi generale, strutturata, gestita con la cassa integrazione ordinaria e con la quale l'azienda ci ha sempre rassicurato che fosse appunto una questione temporanea. A maggio tracolla la situazione quando l'azienda viene commissariata dal fondo Accursia, che era il suo proprietario, e quindi cominciano a esserci proprio delle difficoltà operative dal basso, problemi con i clienti, con i fornitori. A quel punto abbiamo chiesto l'incontro col tavolo in regione e lì abbiamo trovato la sorpresa di una nuova acquisizione, quindi il fondo Accursia vende la Licum a una società rumena, la 360 Fast, e da quel momento cominciamo le trattative anche con la regione nella speranza che ci fosse un nuovo acquisitore. Purtroppo il nuovo acquisitore non c'è e quindi lunedì ci hanno dichiarato appunto la chiusura degli stabilimenti qui di Oderzo e una difficoltà oggettiva a gestire la crisi come bisognerebbe gestirla. Insomma, 95 persone a casa. 95 persone, ma ci tengo a ribadire che prima dell'estate erano 120, quindi già 15 persone se ne sono andate naturalmente. Ecco, la cosa curiosa è questa azienda rumena che non si sa bene, insomma. Sì, noi abbiamo parlato col suo legale rappresentante, ma ci ha dato ben poche risposte. Ecco, per il sindacato che soluzione ci può essere? Manuel Moretto, segretario generale della FIOM di Treviso. Ma noi pensiamo che prima di tutto oggi ci sia la necessità di rimettere al centro dell'agenda politica una vera politica industriale che veda appunto quali possono essere le soluzioni per rilanciare dei settori che oggi sono in crisi rispetto, penso, all'automotive, ma non solo. Noi ci dobbiamo occupare delle aziende che chiudono e dobbiamo fare tutto il possibile per tenerle aperte, non solo attraverso politiche attive di ricollocamento, perché quando parliamo di ricollocamento vuol dire che qualcuno ha perso il posto di lavoro. Noi dobbiamo invece cercare di invertire questo processo oggi, che non è solo di delocalizzazione ma anche di deindustrializzazione della provincia di Treviso. Su questo noi chiediamo una man forte rispetto, come dire, a quelle che sono le politiche anche regionali. Non per questo avremo un tavolo già venerdì. Non è la prima volta, ma lì dovremo trovare una soluzione, perché oggi questo è un caso, ma ce ne sono stati altri in provincia di Treviso. Abbiamo un problema, come dire, di 95 lavoratori e lavoratrici che perdono il posto di lavoro perché ad oggi c'è una dichiarazione già detta dall'azienda che è quella che cesserà questa attività. Ecco, va detto questo, che questi lavoratori sono tutti sui 50 anni di media, quindi è un problema non vanno in prepensionamento e dovrebbero fare delle opere di riqualificazione per ricollocarsi, ma chi è che li vuole? Chi è che vuole un lavoratore a 50 anni? Diciamo che appunto questa è la cosa che ci preoccupa di più, la fascia di età e anche una gran parte di popolazione femminile. Ecco, quindi direttore, capisci che questo è anche un caso, tra l'altro importante, perché dà uno spaccato di una situazione territoriale che non è unica. Mi viene in mente la Berco a Castelfranco, che è un altro, diciamo così, cantiere aperto per il sindacato, ma sono tanti i casi dove abbiamo lavoratori cinquantenni che rischiano di non andare né più in pensione né di avere un posto di lavoro, di essere né qua né là. Purtroppo tavoli in provincia di Treviso ce ne sono molti, che sono determinati dalla situazione più generale che conosciamo bene. Quello che noi oggi richiediamo, ripeto, è una forte attenzione rispetto alle politiche, ma anche una forte responsabilizzazione da parte delle imprese, perché insomma le imprese, come dire, hanno una responsabilità sociale che si deve tradurre nel mantenimento dell'occupazione, come dire, di creare quelle condizioni anche qualora ci sia ovviamente il venire meno dell'occupazione del lavoro, di trovare tutti quegli strumenti, come dire, per rendere più agevole, come dire, o rendere una situazione meno complicata, che già di per sé lo è, rispetto al fatto di quando un lavoratore perde il posto di lavoro. Grazie, direttore, a te la linea. Grazie molte a Lucio Zanato da
Oderzo, i lavoratori sindacati della Licum. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, state con noi perché avremo qui il candidato presidente della regione del Veneto per il centro-sinistra, Giovanni Manildo, tra pochissimo. Mesi alle elezioni regionali qui in Veneto. Saluto e ringrazio molto il candidato presidente per la regione del Veneto per il centro-sinistra, l'avvocato Giovanni Manildo. Buongiorno direttore a tutti i telespettatori. Grazie molte per essere di nuovo con noi. Allora, il punto sulla campagna elettorale. Io ho fatto il titolo La campagna elettorale in solitario di Giovanni Manildo, perché manca ancora la controparte. Sì, è una sensazione strana. Dal 10 luglio mi hanno designato candidato di questa coalizione molto ampia del centro-sinistra e stiamo lavorando molto sui progetti, sull'ascolto, sull'idea del Veneto che vogliamo, sul creare futuro. La sensazione dall'altra parte è di questa eterna lotta alla successione che sembra, alcuni giorni sembra che si risolva a favore di Alberto Stefani, altri giorni ci sono dichiarazioni di altri che dicono sarà un altro ancora, stiamo a vedere. Intanto abbiamo la data delle elezioni, e questa è una gran cosa, il provvedimento del Presidente Zaia dell'indizione dei comizi, data 23-24 novembre, è importante anche perché aiuta la partecipazione, è fondamentale avere la data, così i cittadini si attivano per poter votare e si attivano anche chi vuole concorrere, quindi per la raccolta firme. Penso che più proposta politica c'è, meglio è per i cittadini. Quindi abbiamo una data, abbiamo la fine di 3 mandati del Presidente Zaia, quindi insomma è stato un provvedimento importante. Allora, domani tra l'altro c'è l'ennesimo vertice per la scelta del candidato del centrodestra, vedremo se sarà finalmente una fumata bianca, perché insomma a 2 mesi dalle elezioni sarebbe bene avere proprio un quadro completo. Il campo largo, avvocato, non sempre si è riusciti, in Veneto c'è stato questo risultato, un campo largo che si presenta unito. Quanto è importante, diciamo, l'unione? È fondamentale, sono fondamentali tutti i 2 aspetti che ha toccato nella sua domanda. Il fatto che si sappia chi è il candidato del centrodestra, perché la dialettica è la politica, cioè il confronto sulle idee sul Veneto bisogna farlo con una controparte, e spererei veramente che arrivi presto il nome di chi è il candidato scelto del centrodestra, senza valutazioni su queste lungaggini. Sul tema invece della mia coalizione sono onorato e felice che sia molto molto ampia. Ritengo che sia molto ampia perché viene colto l'aspetto caratterizzante e fondativo di questa campagna elettorale. Ho ricordato, dopo 30 anni di centrodestra, dopo 15 anni del Presidente Zaia, si volta una pagina, si volta innegabilmente, è un momento in cui si costruisce e si deve costruire. Io ho visto la voglia di partecipare alla costruzione, l'ho vista singolarmente, molte persone che si sono messe in gioco in modo generoso, e l'ho vista come forze politiche. Quindi in Veneto andiamo oltre il campo largo, perché ci sono anche le forze più riformiste e liberali con cui abbiamo una condivisione di programma, e quindi sono molto motivato per fare bene, per parlare al Veneto in tutte le sue sfaccettature. Ecco, è un momento, avvocato, molto complicato, di altissima tensione tra le forze in campo, alimentata anche da quanto sta accadendo a livello internazionale per quanto riguarda Israele, Gaza, l'Ucraina, e tra l'altro con anche un'aggressione mediatica. Cito il caso di Trump, che ha addirittura vietato ai grandi broadcaster americani di mandare in onda dei talk a lui ostili, no? Che è qualcosa veramente che fa parte di regimi autoritari. C'è un effetto trumpismo anche qui in Italia, cioè sta aumentando così l'aggressività in seguito a queste, diciamo, a questa evoluzione? È un tema serio, è un tempo tremendo in ogni parte del mondo. Chi ha delle responsabilità pubbliche deve avere un'etica e una levatura morale in questi momenti più forte del normale.
Io sono molto preoccupato della concezione padronale sovranistica delle istituzioni che ha Trump. Ritengo che la democrazia sia la più grande conquista del nostro secolo, ritengo che la democrazia protegga i più deboli e io sono sempre dalla parte dei più deboli. Ho scelto giurisprudenza perché ritenevo che il diritto fosse l'unico modo per poter dar voce ai più deboli nelle controversie che magari si potevano avere con i più forti, quindi una legge terza che potesse regolare i rapporti. A livello tra stati mi fa ancora più paura. Mi fa paura la delegittimazione dell'ONU fatta da Trump nel discorso, mi fanno paura le frasi dette in modo sommario: ho fermato 7 guerre, poi se andiamo a guardare le guerre fermate non ci sono, e sono molto preoccupato. Questo è il modo, quindi va anche oltre le idee, cioè ritengo che il modo sia anche sostanza nella politica, quindi ci debba essere il rispetto delle istituzioni. Poi lei ha toccato un fondamento costituzionale nostro, la libertà di pensiero, la libertà di espressione di pensiero e la libertà di stampa. Lo abbiamo conquistato, è un valore assolutamente irrinunciabile, quindi ogni forma di censura, ogni forma di repressione della libertà di stampa è qualcosa che va assolutamente condannato, sono gli anticorpi alle dittature. Io ritengo che in questo momento dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo. Non mi sono piaciute in particolare le affermazioni del generale Vannacci a Pontida, ritengo che sia altra cosa rispetto a un contributo, a una visione dialettica della politica. Mi ha fatto molto piacere leggere dichiarazioni di leghisti come Marzio Favero, che stimo moltissimo. Abbiamo idee diverse, ma c'è un terreno comune di rispetto, che anche lui parimenti ha preso le distanze da Vannacci. A suo modo, in modo molto intelligente, anche Luca Zaia ha preso le distanze, perché ha detto: ci potrà essere spazio per Vannacci nella Lega qualora diventi leghista. Ecco, penso che dobbiamo un po' fermarci, cioè il conflitto, l'utilità, cioè portare avanti con forza le proprie idee è importante in politica, ma non si deve alimentare un clima d'odio. Se si alimenta un clima d'odio, la politica ha perso e assolutamente perde tutta la nostra comunità. Io da sempre ho questo contegno, ritengo che la politica sia confronto anche duro sulle idee, sui motivi per cui si hanno determinate idee, ma l'odio, cioè io non ho mai pensato a un mio avversario politico come un nemico, proprio assolutamente. È stato sottolineato con Giancarlo Gentilini, con altri, cioè c'era una grandissima contrapposizione sulle idee, ma c'era un rispetto delle persone. Ecco, questo deve assolutamente rimanere. Sembrano delle cose ovvie, ma invece ritengo che devono essere rimarcate e devono essere soprattutto praticate, ma per il bene dei nostri concittadini. E mi auguro poi che la campagna elettorale che faremo nella Regione Veneto sia improntata a questi principi. A livello nazionale penso che si debba dare un freno a questo clima d'odio. Chi ha responsabilità istituzionali non deve agitare lo spettro del vittimismo, e mi sono dispiaciute alcune dichiarazioni di Salvini, della Presidente Meloni. Penso invece che sia importante andare in modo molto più equilibrato, perché il nostro futuro, il futuro dei nostri figli è una cosa troppo importante per banalizzare uno scontro, cioè è in gioco veramente il futuro nostro e delle future generazioni. Ecco, ieri centinaia di migliaia di manifestanti pro Palestina in tante piazze, manifestazioni anche in Veneto, ci sono stati gli scontri con la polizia a Milano. Anche qui c'è uno scontro centrodestra-centrosinistra, no? Il centrodestra dice sì, va bene, ma a volte è un opportunismo ideologico che alimenta queste proteste. Allora, io ritengo che la violenza ingiustificata sia da condannare sempre, cioè, ma senza ombra di dubbio, cioè anzi mi dispiace che poche persone abbiano distolto l'attenzione dalla forza e della potenza di manifestazioni fatte per una finalità giusta, e si sia parlato e si sia data l'occasione di parlare di cose marginali. Quindi ci deve essere la condanna unanime, anche perché è controproducente, la condanna unanime alla violenza in queste manifestazioni. Rimane però la forza
e l'importanza di una richiesta del mondo civile, della società civile, che si batta un colpo forte per quello che sta succedendo a Gaza. Sento timidezza da parte di qualcuno di parlare di genocidio. Ne ha parlato lo scrittore David Grossman, israeliano, una persona che abbiamo conosciuto a Treviso, un gigante come persona e come scrittore, e con grandissima tristezza diceva: Israele sta compiendo un genocidio. Andiamo oltre, qui stiamo andando veramente oltre i rapporti. Il 7 ottobre l'attacco di Hamas è sicuramente stato una cosa spregevole, è stata condannata, una cosa sbagliata. La reazione è veramente inumana. Ritengo che sia fondamentale che il governo di Israele venga ricondotto all'umanità e venga ricondotto al corretto rapporto internazionale. Poi il riconoscimento dello Stato della Palestina, sappiamo tutti che è un atto simbolico, sarebbe importante farlo, sarebbe importante che e qui viene la necessità di organismi internazionali, ci fossero degli organismi internazionali che dicono basta a questa situazione, sediamoci e cerchiamo di affrontare questo tema con responsabilità. Non possiamo più accettare inermi la morte di ragazzi, di bambini, crudeltà assolutamente atroci, inaudite. Questo veramente ci segna come secolo e ci segna come persone. Ecco, abbiamo parlato altre volte con Giovanni Manildo dei cardini della campagna elettorale del centro-sinistra, tra questi la sanità, però Avvocato, volevo chiederle riguardo alla sicurezza. Noi non facciamo che dare notizie di furti in abitazione, di truffe trasformate, che si trasformano in rapine con persone aggredite all'interno delle loro abitazioni. Dicevo prima, si fanno le zone rosse, si fa la lotta ai borseggiatori a Venezia, ma è un territorio completamente sguarnito. Ma grazie della domanda, direttore, perché 2 giorni fa ho fatto un comunicato, ripreso anche dall'ANSA, dicendo la sicurezza non è di destra o di sinistra, la sicurezza è un diritto costituzionale che dobbiamo garantire ai cittadini, è una precondizione della vita sociale. Dobbiamo e l'ho detto, sono disponibile a sedermi a un tavolo con tutti gli esponenti del centrodestra. Auspico che il tema della sicurezza non venga trattato come slogan, come argomento da campagna elettorale per prendere dei voti sul sogno, sul dire io ti garantisco la sicurezza. Nessuno da solo riesce a garantirla. Ritengo che noi dobbiamo fare con i vari livelli di governo delle azioni molto forti. Vanno implementati gli organici delle forze di polizia e questo è il primo punto. Vanno tolti i patti di stabilità dei comuni per l'assunzione di nuovi vigili, vanno adeguate le attrezzature, va fatta un piano di edilizia carceraria per cui ci sia la possibilità che chi viene condannato rimanga e sconti la pena. Ci devono essere dei piani importanti sicuramente di rieducazione, dei piani di prevenzione, dei piani educativi. La scuola deve avere un ruolo preventivo rispetto alla violenza e alla sicurezza, e bisogna snellire i tempi del processo. Snellire i tempi del processo per arrivare in tempi brevi alla certezza della pena. Abbiamo visto anche in casi a Treviso, casi per cui dei piccoli, per alcuni alcune quisquiglie, dico, di formalismi giuridici, c'erano delle persone in libertà e abbiamo visto il fatto che ha visto il direttore dell'ULSS Bramezza oggetto di un'aggressione molto grave. Ecco, ritengo quindi che questi temi vanno affrontati tutti quanti insieme e questo è il modo per affrontare con serietà un'emergenza, e l'emergenza va affrontata per il bene della nostra comunità, non per l'utilità marginale, prendo più voti io, prendi più voti tu. Ecco, io ritengo che ci debba essere in un momento, e lo abbiamo ripetuto, di grande difficoltà, uno scatto morale di tutti, non una delegittimazione di chi hai davanti, sei buonista, tu non sei credibile. Questo è un teatrino che ha annoiato me, ha annoiato le persone, non dà risposte concrete, e vediamo le persone che si dicono cura di situazioni di insicurezza che amministrano città che diventano ancora più insicure. È finito il tempo delle parole, è finito il tempo della contrapposizione tra tifosi. Io invoco che la sicurezza vada trattata per quello che è, una precondizione per una vita civile dei cittadini.
Avvocato, grazie molto per essere stato con noi, grazie buon lavoro e ovviamente alla prossima, sperando che appunto ci sia anche tra qualche giorno. Ritengo di sì. Grazie direttore, grazie a tutti. Grazie molte, grazie. Andiamo in pubblicità, torniamo subito perché abbiamo aggiornamenti sul maltempo e su altro ancora. State con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, ancora maltempo, abbiamo sentito tutti i nostri inviati. Torniamo da Christian Arboil, questa volta a Castelfranco con il sindaco e presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon. A te Christian. Direttore, sì, buongiorno di nuovo. La venale che adesso vi inquadra Simone Merlo non fa più paura, ma ne ha fatta parecchio nelle scorse ore, soprattutto questa notte, una notte di allerta e di mobilitazione qui a Castelfranco Veneto. Ieri nel tardo pomeriggio l'avviso di attivare le misure di protezione passive, le paratie, i sacchi di sabbia. È andata bene, adesso Sindaco Marcon lei può tirare un sospiro di sollievo anche se nelle prossime ore c'è ancora allerta. In effetti 47 mm in un'ora hanno creato questa situazione di pericolo. Abbiamo visto la venale che ha superato la seconda soglia di sicurezza sostanzialmente in brevissimo tempo. Devo dire però che posso considerarlo adesso uno stress test riuscito, perché abbiamo visto che i lavori fatti, e mi riferisco alla quarta paratia, la Busa delle Moneghe aperta, ha dato la sua risposta, così come ha dato risposta il coordinamento dalla prefettura ai vigili del fuoco, ai carabinieri, ai volontari di protezione civile. Ieri in un tempo molto breve è stato attivato la procedura con l'apertura del COC. Abbiamo informato i cittadini, i quali ormai la stragrande maggioranza si sono attrezzati con paratie e sono state messe in opera, quindi superato fortunatamente senza esondazioni, salvo un po' qualche strada che poi è defluito molto velocemente. Danni non ce ne sono stati. Diciamo che dopo l'annus horribilis, il 2024, siete corsi ai ripari, quindi non è solo una questione di protezione civile, di macchina dell'emergenza, ma sono stati fatti anche degli interventi strutturali. Sì, la pulizia di alcuni fossati, ribadisco quell'apertura di quella paratia a valle del fossato consente un deflusso molto importante di metri cubi d'acqua, si stimano circa 3 metri cubi e mezzo al secondo che escono da quello sfogo, e quindi questo consente, lo si evince anche dai grafici poi, nel momento in cui è stata aperta la crescita della venale ha rallentato, consente di avere una maggiore sicurezza idraulica a Castelfranco Veneto. Senta Sindaco, ultimissima battuta sui risarcimenti relativi all'anno scorso, come stanno procedendo? So che c'è un qualcosa che si sta muovendo per il risarcimento rispetto alle automobili, la procedura è in corso e ci sono la raccolta dei dati, e quindi qualche risarcimento per quel tipo di danno credo sia verosimile arrivi anche abbastanza velocemente. Poi ho visto ad esempio che per la grandine del 2023, quindi ancora di un paio d'anni fa, hanno cominciato a rimborsare qualcosa. Diciamo che anche quella macchina andrebbe un po' oliata a livello centrale, creare dei meccanismi, degli automatismi, qualcosa. Speriamo che una delle materie che deleghino in forma di autonomia alla Regione del Veneto sia quello della protezione civile, perché se così è, secondo me saranno più veloci e celeri le procedure. Grazie Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, presidente della provincia di Treviso. Ieri la Castellana particolarmente colpita, veri e propri nubifragi, bombe d'acqua, ma rispetto ad altri territori, Polesine e Padovano, qui è andata piuttosto bene, possiamo dirlo. Stefano Marcon, per il momento è tutto da Castelfranco Veneto. Con Simone Merlo, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molto a Cristian Arboil e a tutti i nostri inviati, i nostri tecnici che ci hanno aggiornato sulla situazione dopo l'ondata di maltempo, l'ultimissima di questa notte. Ne parleremo anche stasera a Focus, ovviamente, con gli ospiti Laura Besio, Cesare Busetto, Federico Caner, Gianluca Forcolin, Antonella Tocchetto, Andrea Tomaello, Stefano Valdegamberi e Massimo Venturato. Grazie ai nostri registi Italo Morava e Andrea Basso e buona giornata.